Amici di CRC, ben ritrovati, quinto appuntamento con Ricanta Napoli, il nostro nuovo talk show sulla canzone napoletana, il nostro vero e proprio viaggio all'interno della melodia partenopea da Salvatore Di Giacomo ad oggi. Passo subito a presentarvi il mio compagno di viaggio. La prima parola che ha pronunciato quando ha cominciato a parlare non è stata mamma, ma è stata musica. Federico Vacalebre. Io ho paura di dire qual è stata la mia prima parola con la M quando sono nato e questo vi dà il tono della trasmissione di oggi. Sul fronte di Cantanapoli abbiamo una nuova acquisizione recentissima, che è quella di un buono tenore che ha cantato Torna a Sorrento al Teatro San Carlo. Ma non saremo così seri oggi, e per fortuna nella canzone napoletana, oltre alle canzoni d'amore, ci sono le canzoni che l'amore non lo prendono tanto sul serio, quelle che ci dicono che la vita va, che un sorriso vale tanto, per dirla con Tullio De Piscopo. Finora abbiamo sentito tantissime canzoni d'amore, qualcuna di protesta. Oggi ci rifaremo alla lezione di Carusone, quello che ci suggeriva di pigliarci una pastiglia di buon umore per affrontare meglio la vita. Prima di presentarvi il nostro protagonista di questa sera, vediamo la scheda. Patrizia, Patrizia. Vincenzo Sarnelli, Pardon. Tony Tammaro ha conservato un candore di fondo, una semplicità di racconto che gli permette di descrivere con naturalezza la stagione della canzone tamarra di cui è stato protagonista. Ha girato con la sua chitarra tutti i 500 comuni della regione, portando la musica anche in quelle amene località dove non si sarebbero mai esibiti Vasco Rossi o Ligabue. Diceva, ed era la verità, la quarta di copertina dell'unico libro scritto finora su di lui. Vincenzo Sarnelli, Pardon. Tony Tammaro spiega fiero di non essere mai approdato a una major o una TV nazionale, perché si è ciaciato in un successo orgogliosamente local senza inseguire Sanremo, ma ha vinto 3 Sanremo o grandi promoter, scegliendo di militare in quella che lui chiama la serie C della canzone, ma da capocannoniere però. La serie A è quella di chi riempie gli stadi, la B di chi riempie i teatri, la C di chi riempie le piazze senza biglietto, quindi e con contorno obbligatorio di odore di salsicce e mandorle caramellate. In primis fu il conflitto generazionale con papà Egisto Sarnelli, raffinato e verace chansonniere armato di chitarra, gauloise e bicchiere di whisky. Il cane in un bicchiere, ovvero il migliore amico dell'uomo, sorrideva dividendo la bottiglia con gli amici. Per cui Salvatore Di Giacomo aveva tracciato il solco da non oltrepassare e Beatles e Pino Daniele erano pericolosi eversori. Tony è moderatamente modernista. A Carosone e Taranto aggiunge come punti di riferimento Edoardo Bennato e Joao Gilberto ed inventa la canzone Tamarra, per caso, anzi per scelta, perché tra Vomer e Rione Alto tutti additavano con fastidio la razza tamarra, esuberante, volgare, inevitabilmente scamazzata e perdente. Beautiful losers, anzi solo losers, perdenti, perché alla bellezza la società sembra aver negato loro il diritto. Tammaro li prende in giro, ma tira fuori il tamarro che è in lui e in noi. È felice quando una sera fa sedere al tavolo di amici magistrati alcuni suoi rumorosissimi fan e le due tribù finalmente si parlano. Se cammina per via Toledo con il padre, fanno a gara per vedere chi dei due è più famoso, contano ogni persona che li ferma. Quando è con la moglie Antonella, ancora oggi deve spiegare che lei non è la Patrizia della sua canzone più famosa, costatagli qualche schiaffo per strada. Ormai è difficile essere una Patrizia di Baia Domizia. E pubbliche scuse al comune, come pure a quello di Scalea, anche se i 2 brani sono entrati tra i moderni classici della canzone newpolitana come O Tre Rote. Sociologo spontaneo, narratore dal basso e del basso, senza sentirsi mai troppo in alto, ma cercando di non farsi fagocitare nella sua tamarreide, come nell'estetica dell'inorganico che ci culla nell'era dello sdoganamento trash. Tony ricorda come è iniziato tutto, con le cassette pirata di Mixed by Harry, che lo rimproverò per il ritardo nell'uscita di un nuovo album da falsificare. Pur noi amma campà, più o meno il messaggio inviatogli. E ancor prima al clarinetto, il localino posillipino di Alan De Luca, che poi gli scippò le sue prime canzoni e riuscì a conquistare il Maurizio Costanzo Show. Una carta vola via. La semplicità tamarra è il suo biglietto vincente da più di 30 anni. A Ricanta Napoli, Tony Tammaro.
qua. La prima volta che vedo una scheda su di me esattissima, condivido tutto, mi è piaciuta questa scheda. La scheda serviva e serve sempre per introdurre i nostri ospiti in una maniera antiretorica, in una maniera che li posizioni per quello che sono davvero. Nell'epoca della pesantezza a tutti i costi, di vita e di canzoni, Tony con queste melodie semplici strappava delle risate che valgono davvero tanto, perché se la vita fosse soltanto i drammoni, gli amori che finiscono o quelli che cominciano e tanto poi finiscono pure quelli, l'arte del sorriso, l'arte del buon umore è l'altra faccia della canzone napoletana classica. Uno come Renzo Arbore ci ha scritto un libro con Vittorio Marsiglia, fra l'altro, per ricordarci la grandezza della canzone umoristica, da Maldacea a Nino Taranto. Io mi ripeto ancora una volta con le lodi di Carosone. Il trattato sociologico, tu vuoi fare l'americano, altri hanno impiegato un sacco di libri annoiandoci per spiegarci la nostra esterofilia e nello stesso tempo la nostra capacità di entrare ed uscire in culture altre, che è quello che Tony Tammaro ha fatto da ormai quanti anni? Beh, ero da professionista nel 1990, quindi sono 33 anni che opero nel settore. 33 anni vi dice qualcosa? Questo 33 vi dice qualcosa? In croce nelle piazze. No, io pensavo allo scudetto. Ah, giusto, sì, sì. Sì, sono nato sono nato artisticamente nell'anno dello scudetto di Maradona, il secondo. E Tony in qualche modo è un altro degli scudetti della canzone napoletana contemporanea, quella che ha davvero un pubblico, perché troppo spesso ci ammantiamo nella classicità, però torna su Riento, la canta Bono e non la cantiamo noi, mentre Patrizia la cantano tutti sotto il palco. Tony Tammaro, 61 anni, napoletano del Rione Alto. Ma chi era Patrizia? Ma me lo chiedono in tanti. In realtà esisteva, però non l'ho mai vista. Era una signorina che abitava al piano di sotto e stava sempre per strada a giocare, perché all'epoca si giocava, pure noi maschi giocavamo a Super Santos, le donne giocavano fra di loro, e la madre la chiamava dall'alto, dal quarto piano: Patrizia, vuoi salire? Patrizia. È stato un mantra, cioè io sentivo sempre su Patrizia. Un giorno avevo la chitarra in mano, quella faceva Patrizia, io facevo oh Patrizia, oh, però non l'ho mai vista. Poi vai a Domizia, la rima. E là mi serviva la rima e ci è andata di sotto, ci è andata di mezzo Baia Domizia. Infatti c'è metà città di Baia Domizia che mi adora, perché dice che io sono l'unico che ha fatto una canzone sulla loro località balneare, e l'altra metà che mi odia perché dice che tu hai rovinato la reputazione della nostra cittadina. Tra l'altro quella costa fortunatamente da un po' di tempo a questa parte pare stia migliorando anche dal punto di vista della balneazione, quindi Io quando visitai Baia Domizia ai tempi di Patrizia era post terremoto, c'erano le case, sembrava di essere a Beirut là, tutto distrutto. Invece oggi è migliorata tantissimo. La canzone della frittatina, poi del Lido Mappatella, di Mappatella Beach, che è in tutti noi. C'è un umorismo che da sempre in canzone chiamiamo macchietta. Quella di Tony è una macchietta particolare perché ha scelto un tipo, che è quello del tamarro, e lo declina in non so quante saranno ormai le canzoni. 120 canzoni, infatti non c'ho più niente da dire sui tamari. Me le stanno cambiando, dai. Sì, sono cambiati, quindi c'è sempre qualcosa ultimamente ho scritto un brano che parla di lotte fra i pitbull, cioè in un quartiere degradato due persone che si incontrano con i pitbull. L'ho fatta trap questa canzone, naturalmente c'è sempre qualcosa da dire, però il grosso è stato declinato dal cibo takeaway, perché noi abbiamo inventato la frittatina di maccheroni, è qualcosa che viene prima di McDonald's, insomma, fino a descrivere le varie località. Ecco, c'era quella famosa signora che c'era la figlia Patrizia, che non ho mai visto, che si vantava con noi, diceva: io quest'estate ho preso casa a Scalea. Io non c'ero mai stato a Scalea, ero convinto che fosse una Monte Carlo, qualcosa di realmente. Poi quando sono andato ho visto che c'era gente che dormiva anche nei garage, ho capito che non era. Abbiamo scelto questa foto alle nostre spalle che è emblematica, secondo me. Sì, la copertina del mio ultimo album. L'ora di Scalea è un'ora particolarissima, quella che cancella le ore internazionali per dettare il tempo dei napoletani in vacanza.
che poi è un argomento di molte tue canzoni. E beh sì, la villeggiatura, la vacanza, l'ho trattata in quasi 10-15 canzoni, perché è un momento importante proprio per il nostro popolo. Sulla spiaggia vengono fuori i pregi sono tanti. Vengono fuori le frittate, i difetti. le parmigiane di Morignana, viene fuori tanta roba. Oggi si ricorre più spesso alla macchinetta, insomma al distributore automatico di merendine, almeno quando ci andavo io a mare, mamma ci preparava da casa. Ma qualche brano sul tamarro, diciamo, economicamente messo bene, l'hai mai scritto una canzone? Beh, qua non parliamo di tamari, ma parliamo di cafoni arricchiti. Sì, ho scritto, c'è un mio brano che si chiama Sharm el Sheikh, che racconta proprio questa andata, si parte in tribù, sempre si viaggia in tribù, insomma questi sono gli usi e costumi del nostro popolo. Aereo monopolizzato. 30 persone che monopolizzano l'aereo, e una volta si diceva vado a fare i bagni a Scalea, vado a fare i bagni a Bedomiz, no, cioè vado a fare i bagni a Sharm, mi vado a fare una settimana a Sharm. Sharm è diventata la nuova meta. Is the new Scalea? The new Scalea, assolutamente, sicuro. Allora io ti chiederei di andarti a sedere e di partire con Scalea, però mi piace questa idea di affinità e divergenza nella tamarrede. Intendiamoci, vai, i primi tamarri siamo tutti quanti noi, non c'è nessuno, non c'è una Napoli bene e una Napoli su e giù, e poi si sta meglio giù sempre meglio giù che su, tra gli ultimi che tra quelli che si ritengono primi. Ma la capacità di osservatore di Tony è quella di castigare i costumi. Tanti film, pensate a un gatto in tangenziale, hanno poi fatto nient'altro che spostare a Roma, a Coccia di Morto, i vizi degli italiani, del popolo italiano, non degli snob italiani, sulle spiagge. A me alla fine Scalea piaceva ieri e oggi più di Sharm el Sheikh, più di Dubai, più di Doha, di questi posti inventati dove nulla c'era e a un certo punto nulla ci sarà, mentre noi speriamo che Scalea un giorno sia davvero non come Monte Carlo, ma come Positano, come... Mi tempi era diventata Russia, sai che molti russi hanno comprato casa a Scalea, poi c'è stato quello che c'è stato, quindi i russi adesso le hanno lasciate vuote queste case, però negli ultimi anni ci andavano in vacanze i russi. Quindi dobbiamo vedere se sono state occupate le case dei russi a Scalea. Probabile. Vai. Il sole è forte, non ce la faccio più, restare ancora a Napoli non se ne può più. C'è chi va a Monte Carlo e chi va a Saint-Tropez, ma io conosco un posto, il più bello che c'è. Scalea, ma come mi ricrea andare in vacanza, 10 minuti in una stanza, uscire la sera, che zucculi lo bere, andare in pizzeria, insieme a cannonami. Scalea, ma come mi diverte girare per strada, camisa aperte, mangiare un gelato e a roba tutta insappata, pulirsi la mano vicino a un parato, un camera tremenda, pare stare in un forno, qui l'acqua è razionata e ce lavamo a turno. La cosa più terribile che aspetto come un fesso e quando è mezzanotte per me chiudere in duces. Scalea, ma come mi ricrea andare in vacanza, 10 minuti in una stanza, uscire la sera, che zucculi lo bere, andare in pizzeria insieme a cagnorami. Scalea, il sole che ti scotta, è bello abbronzarsi in questo volta, lasciare i vestiti sopra ad uno scoglio e mentre fai un bagno si fanno portafogli. Na Scalea, na Scalea, na Scalea, na Stai lì. L'accenno della scheda Mixed by Harry ci racconta davvero come tutto è partito, nel senso che tutto inizia con una cassetta autoprodotta che si moltiplica come i pani e i pesci dei miracoli sulle bancarelle di Napoli.
Sì, oltretutto uscì prima sulle bancarelle e poi nei negozi, non si sa come, non si sa perché, ci sarà stata sicuramente una fuga di nastri da parte del fonico. Mixed by Harry. Sì, lui corrompeva i fonici probabilmente, uscì prima sulle bancarelle, io manco lo sapevo, ero in attesa di vedere il mio primo disco nei negozi, scendo per strada e lo trovo già sulle bancarelle. La colonna sonora, perché se no parliamo solo delle parole, la colonna sonora delle canzoni di Tony ci racconta poi di quale musica gli piace, perché poi dietro le canzoni tamarre c'è uno a cui piace il blues, a cui piace la canzone brasiliana, che aveva in casa un papà straordinario chansonnier di Giacomiano, ma esperto anche nelle macchiette. Quale musica, come abbiamo sentito, c'è dietro la canzone tamarre? Ma vedi, io sono nato ascoltando un doppio album, un doppio vinile di Roberto Murolo, introvabile. Io me ne sono procurato una copia, ultimamente me l'ha fatta un amico dal suo vinile, che si chiamava Come rideva Napoli. Come rideva Napoli, oggi è introvabile. C'erano macchiette proprio di inizio 800, inizio secolo. Sono cresciuto, poi erano tante, sai, su ogni facciata ce n'erano quasi 20. Sì. Quindi 40 canzoni, sono cresciuto ascoltando quelle vecchie macchiette. Poi ebbi questa discussione con mio padre, perché a un certo punto anche mio padre le eseguiva dal vivo, però prima di cantarle la canzone durava 3 minuti, lui doveva stare almeno 20 minuti a spiegare, per portare il pubblico verso l'epoca in cui era stata scritta, quindi spiegare il valore della lira. Nei primi del Novecento ci mettevano ora a spiegare. A un certo punto io, per abbreviare, per accorciare il tutto, iniziai a scrivere macchiette moderne. Quando le feci ascoltare a mio padre, io in realtà non le scrivevo per me, perché credo di non essere dotato neanche di una grande voce, io le scrivevo per lui, e quindi dissi: papà, perché non rinnovi il repertorio, ti ho portato un po' di materiale. E lui, quando ascoltò la mia prima canzone, che appunto era Lo Sciocco, che poi sarebbe Strunzo di Joao Antonio Paolo, e mio padre disse: che è sto schifo. Cioè, poi quando iniziai a scrivere in napoletano, cioè mio padre diceva: guarda, ma dopo di Giacomo, ma come si permette mio figlio di scrivere una canzone? E me le bocciò. Al che gli dissi: papà, allora me le canto io. E lui disse: se te le devi cantare tu, cagni tuo nome, cioè mettiti un nome d'arte, perché non voglio che venga infangato il nome di famiglia. Io ho un ricordo tenerissimo di Egisto, che aveva un ristorante dalle parti di Mezzocannone, e il rito era più o meno questo: entravi, subito un bicchiere, però si scendeva giù in cantina, bicchiere di vino e felle salame in cantina, così vedevi i vini, e poi non te ne potevi mai andare via prima della chiusura, quando lui finalmente si sedeva da te. E le bottiglie, il whisky davvero era un'arma a doppio taglio, perché io ricordo una volta in cui non so come sono arrivato a casa, ma tra quelle macchiette di Murolo c'è qualcosa che ti è rimasta, qualcosa che ti ricordi? Senti, non riesco ad eseguirla perché io ho un problema, non riesco a cantare nulla che non abbia scritto io personalmente. Ce n'era una che si chiamava Lui, Lei e gli altri 6. Questa mi manca, non la ricordo. Questa è bellissima, sai, non riesco a fartela. Comunque parla di un uomo che doveva condividere la sua donna con altri 6. Poi, sai, tu ascolti questi dischi, dopo 30 anni, io scrissi la canzone che si chiama, brutto titolo, pessimo, però la musica è buona, si chiama Bottana, e parla di una tipa, di uno che condivide la donna con altri 6, ma sai, sono quelle cose del subconscio. E poi, in questi giorni che mi hanno fatto la copia di quel vecchio vinile, io l'ho ascoltato e ho detto: cavolo, l'ho presa da lì, perché comunque parla di un uomo che condivide con altri 6. Questo per dire poi che tutto è stato già detto, è stato già fatto, ma questo ci torneremo in questa trasmissione, altrimenti. Quale canzone come devo dire, ti fa capire che quello che stai facendo funziona? Beh, me lo fa capire il fatto che i giovani ragazzi mi chiedano Super Santos, il fatto che tutti conoscono, chi più chi meno, questa storia del tre rote carico di cocomeri. Una volta il mio successo, sai, a ogni artista, a Peppino Di Capri è legato a Champagne, a me era legato a Patrizia, ma oggi Patrizia non me la chiedono quasi più. Io credo che
poi sono andato a vedere i dati su Spotify, il mio pezzo forte è U Tre Rote, al secondo posto viene Super Santos, poi c'è Scalea, poi tutte le altre, e Patrizia è passata alle ultime E posizioni. allora lasciamo Patrizia per la fine. Super Santos è una canzone Madeleine Proustiana, è una canzone a Marcord, perché i ragazzi Molto. ignorano in realtà cosa sia il Super Santos, come ignorano anche cosa sia U Tre Rote, o lo scoprono grazie alle tue canzoni. Vogliamo fare proprio Super Santos? Ok, sperando di farcela con la voce. Nel cortile della nostra giovinezza giocavamo in mezzo ai sacchi di monnezza, un pallone, 4 tiri in una porta e una vecchia che alluccava chive sotto il ponte della vecchia ferrovia. Con un tiro sotto un treno andasti via. Ti ricordo con affetto, oh mio pallone, e ti voglio dedicare una canzone. Super Santos, Super Santos, una macchia di arancione in mezzo al blu. Super Santos, Super Santos, se si schiatta con un chiodo lui fa. Quante volte con un tiro di rinvio ho scassato 4 piante di mio zio. Quante volte, caro amico, ti ho salvato. Quante volte invece poi ti hanno schiattato. Perché al mondo, se non tutti sono buoni, e la gente se la prende coi palloni, mentre io per te ho rischiato anche la vita quando un cane è entrato dalla partita. Super Santos, Super Santos, una macchia di arancione in mezzo al blu. Super Santos, Super Santos, sulle strade della vita, quando vaga fa una gita, dentro il cofano di dietro ci sei tu. Il Super Santos è comunque immortale ancora oggi. Sai, per fortuna le cose sono mortali, invece funziona, è proprio il contrario. Quando qualcuno o qualcosa se ne va, tu ti accorgi se ti manca e per quanto tempo ti manca. I ragazzi del 600 giocavano con la palla di corda, poi Maradona giocava con la palla di carta, e se domani giocheranno con l'intelligenza artificiale, poi arriverà il momento in cui rimpiangeranno l'intelligenza artificiale. Il problema è il momento, è divertirsi nel momento in cui giochi col Super Santos, nel momento in cui Tony canta il Super Santos. Le nostalgie, come devo dire, possono sempre morire, perché quello che ci serve è il domani. Le memorie, anche il rimpianto, ci servono per un domani migliore. Se ci servono per un domani peggiore, sono, come dicevo, la tua prima canzone? Quale? Stronzo. Sì. Però una cosa non è cambiata: il traffico da Lago Negro per arrivare a Scalea, quello è intramontabile. Ma sai, tante cose non sono cambiate. Io ho scritto canzoni appunto 33 anni fa e vedo che sono ancora attuali. Arriva a Scalea sempre. Il grosso delle mie canzoni sono ancora attuali. Pensa che sempre in presa. a proposito di nostalgia, io ho suonato ultimamente al Comic Con, dove l'età media è 17 e 18 anni. Ho detto, non la canto, sai, ero indeciso. Ho cantato una canzone che parla della 127, della Fiat 127. La cantavano tutti appresso a me, tutta gente che non ha mai visto una 127. Quelle canzoni hanno la leggerezza di alcune canzoni tormentoni degli anni 60. Quando tu canti Fatti mandare la mamma a prendere il latte, stai cantando una cosa, o latte della mamma, cose che i ragazzi non conoscono quasi più, eppure funzionano. Oggi le chiameremo semplicemente tormentoni, ironici, parodistici a tratti, ma così si dimostra l'attualità, e come faremmo bene a rivalutare appieno la canzone umoristica, che poi ha tante sfaccettature. C'è quella più ironica, quella più feroce, penso alla Rino Gaetano, quella più leggera, ma voi pensate all'arte di Nino Taranto, alle prese con il repertorio di Pisano e Cioffi, e pensate agli Squallor, pensate a tante altre
a tante altre cose napoletane e non. Ci fermiamo un attimo col racconto di Tony Tammaro e come ogni settimana vi proponiamo un video. Questa volta tocca a Liberato con O Coro in un Tene Padrone, che poi è il brano che Liberato ha cantato allo stadio Diego Armando Maradona nei festeggiamenti di quel terzo scudetto, di quei 33 anni di cui dicevamo prima. Il mistero Liberato rimane, non sappiamo chi è, io ho perso anche quella domenica a cercare di capire chi fosse, niente da fare, le polemiche continuano, lui sulla maglietta teneva il numero 95 perché 9 maggio, 9-5 è stato il suo primo successo e la sua preparazione al suo primo scudetto, e rimane un mistero, ma quel mistero ha permesso al napoletano di ricominciare a circolare, per cui se oggi da Marefort alla Nigna, da Gomorra ad altro, il napoletano è tornato ad essere la lingua della canzone, è anche merito di questo signor X. O caro non tiene padrona, quieta non si fide sta. Ci stanno già troppi parole, né noi stiamo ancora qua. Teniamo una sola passione, ci stiamo Napoli now, don't cry. Ci stanno già troppi parole, coerenza e mentalità. E quando sento sta musica azzurra mi pare poesia. Abbracciata con me, abbracciata con me. E quando vedo sta maglia surata mi pare magia. Abbracciata con me, mu cantata con me, a difendere te, oh, a difendere te. Numero 1 Alex Meretti. Numero 95 Pierluigi Collini. Numero 16 Huberti Dasiak. Numero 12 Davide Marfelli. Numero 3 Minjai Kim. Numero 13 Amir Rahmani. Numero 55 Leo Estigar. Numero 5 Juan Jesus. Numero 17 Mattias Oliveira. Numero 6 Mario Rui. Numero 22 Giovanni Di Lorenzo. Numero 19 Bartosz Berezinski. Numero 68 Stanislav Lobotka. Numero 4 Diego Demme. Numero 20 Piotr Zielinski. Numero 99 Frank Anghissa. Numero 7 El Cifelmas. Numero 91 Tanguy Ndombele. Numero 31 Karim Zedatka. Numero 70 Gianluca Gaetano. Numero 23 Alessio Zerbini. Numero 11 Irving Lozano. Numero 21 Matteo Politano. Numero 81 Giacomo Raspadori. Numero 18 Giovanni Simeoni. Numero 77 Krzysztof Velasquez. Numero 9 Vittor Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti. Forza Napoli sempre. Piatto ricco, mici ficco. La scena napoletana o newpolitana, come amo dire, è brulica di nuovi talenti, nuove voci, nuovi autori, di nuove proposte. Bella voce e bella presenza e belle canzoni a Milena Setola. Però prima di parlare, perché prima abbiamo detto 33 anni, 3 scudetti, Milena, come tanti, proprio mi pare ieri sera che Claudio Mattone abbia registrato la sua canzone per lo scudetto. Si chiama Napoli Mia, l'ha fatta la voce guida è di Salda Vinci, intorno ci ha messo qualcuno dei reduci del suo musical C'era una volta Scugnizzi come Sal, e il coro del teatro Augusteo. Anche Milena, non lo sa che gliela chiedo, ha preparato una canzone nuova
per lo scudetto. Ce ne fai sentire un pochino? Certo. Come si intitola? Napoli campione. Wow. Certo. Ma noi l'abbiamo sognata, questa grande avventura. Ci tremava le mani, uniti senza paura, sugli spalti a difesa, a intonare il tuo nome. E non è una fantasia, oh, 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 oh. Tu sei tutta vita mia, oh, 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 oh. Napoli campione. E allora, Napoli campione, l'avete sentita la voce di Milena? Presentaci il tuo chitarrista. Giuseppe Mellone. E a Milena abbiamo chiesto oggi di cantarci una canzone. Noi ci occupiamo di canzone napoletana. Lei ha preso una delle ultime canzoni napoletane che hanno davvero fatto il giro dell'aria, e per tornare a Napoli, che è Abbracciami di Andrea Sannino, con cui abbiamo iniziato questo ciclo di trasmissioni, e di farcela come l'ha fatta lei. Io non vi svelo niente, perché è un gioco che ci ricorda come la nostra lingua sia la lingua della canzone, ma come, se poi ce le cantiamo anche in altre lingue, viene meglio e può viaggiare il mondo. Finalmente esta noche estoy aquí junto a ti y nadie puede oír. Soy un poco tímida, esa es cosa, tú lo sabes. No soy buena a hacerlo. Quien no tiene coraje en esta vida, tengo solo un sueño que perder. Así que si estás aquí, ha entendido que el sueño mío eres tú. Estoy enamorada de ti, estoy loca por ti. Te estás riendo y me vuelvas más cerca, me besas primero tú, y entonces sí, abrázame más fuerte, porque entonces ¿a quién le importa? Si todo el tiempo que ha pasado es tiempo perdido, o si mañana no existe nada más. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare di tutte le volte che ti ci sono quando parlava la felicità. How many things you think sometimes before you can say I love you? It's almost scary thought that you can fall in love like that in a heartbeat. I'm ready to sing a song for you as you and reach for each other. E se sbagli parola non succede niente, ti guarda e torna a pensare. I fell in love with you, I'm crazy about you. Te estás riendo y me vuelvas más cerca, me besas primero tú. Allora oui, siamo più sport, perché allora chi son c'est sûr. Si tous les temps que c'était coulé du temps perdu, ou si demain non reste plus rien, abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare e tutte le volte che ci sono nata quando parlava la felicità. E cos'è che rende una canzone napoletana? La melodia,
la lingua. Quando la senti cantata in inglese o in francese, ti viene in mente che sia un brano napoletano, oppure dici ma potrebbe cantarlo una roba di Céline Dion? Tantissima musica francese, e quando l'ha cantata lei francese non aveva più, era internazionale, era bellissima. Ma c'è stato qualche francese che l'ha cantata questa? Non ancora. Vabbè, allora, Non credo, ho fatto una ricerca, non credo. fallo tu che sfondi nelle classifiche francesi. Ci proviamo. Come inizia la tua carriera? Sei giovanissima, ma da dove parti? Come decidi voglio fare mio il microfono, voglio fare mio il palcoscenico? Guarda, credo che, appunto dicevo, è stata un po' la musica forse di dove abitavo. Io sono proprio del centro storico di Napoli e lì c'è tanta musica, tanta voglia. Sono vicina al conservatorio e mi ha sempre affascinato. Da piccola scrivevo e cantavo le mie melodie davanti allo specchio, pretendevo che gli altri mi ascoltassero, quindi non so se era un piacere o meno. E poi da lì ho iniziato a studiare tanto, guarda, mi sono voluta sempre informare, non mi sono mai stancata. Tutt'oggi torno a casa dopo aver insegnato, perché insegno musica tra l'altro, e voglio ancora fare musica, cioè mi ci metto ancora al pianoforte a mezzanotte. Quali sono le tue voci di riferimento, i tuoi punti di riferimento? Inutile dirti Pino Daniele, perché il sound, insomma, che cerchiamo un po' tutti noi napoletani, siamo proprio accolti da lui. Giorgia tantissimo, l'ascoltavo tanto da piccola. Ecco, Pino Daniele e Giorgia ci sono in quella sua canzone, e non a caso poi Pino Daniele ha prodotto un disco di Giorgia, e in quel disco c'era una cover degli Showman, guarda caso, Un'ora sola ti vorrei. Pino registrò, disse Giorgia facciamo un provino, una base per voce. Lei cantò senza urlare, così. Poi ha fatto 800 take. Pino si è tenuto la prima perché voleva insegnare a Giorgio che si canta con poche core. E non servono 100 lire di voce, ma servono 99 lire di core e una di voce. Allora, Tony, restiamo in tema, diciamo, donna. Abbiamo capito che Patrizia non sapeva, diciamo, che tu le avessi dedicato una canzone, ma chi è stata la donna della tua vita, la tua musa ispiratrice? Beh, non è che ho avuto grandi muse ispiratrici, tanto è vero che non ho scritto neanche canzoni d'amore, non ho scritto... Anzi, le mie sono quasi di amori che finiscono male, tipo Dinda Villa Comunale, due che si stanno baciando, esce da dietro la siepe, esce il padre di lei con un click e insegue la coppia. Ho scritto sempre canzoni in cui gli amori vanno a finire. Prima o poi ne scriverò una di amori che finiscono bene. È vera questa cosa che tu una volta hai detto, io a differenza degli altri artisti sono diventato famoso in una settimana? Sì, sul serio, ma neanche ci credevo. Sai, io cantavo nei localini di Napoli, ho iniziato appunto, prima si è parlato del clarinetto a Posillipo, tutti i localini da 40-50 posti. Diciamo che le canzoni mie quando uscirono sul disco erano già passati 2 anni nei locali, quindi erano ultra collaudate. Io vedevo la gente che si piegava in 2 dalle risate nel locale. A un certo punto venne un signore e mi disse scusa, ma perché non fai un disco? Anche perché la sera venivano tutti quei registratori e mi registrati. Vabbè, ma io feci il disco per guadagnarmi 5.000 lire per vendere la cassetta alla cassa del locale. Non avevo mai avrei pensato che invece finissero sulle bancarelle, esplodisse il fenomeno. E c'è stato un giorno in particolare che tu hai lasciato il tuo lavoro, diciamo, in libreria e hai detto mo faccio il cantante? Sì, non vedevo l'ora di lasciare quel posto perché non sono nato per i lavori impiegatizi, però sai come a Napoli si dice vabbè, posto fisso, alla fine l'ho presi questo posto fisso. Tra l'altro ho lavorato in un posto prestigioso, lavoravo importantissima di Napoli, alla libreria Guida, ed ero l'uomo di fiducia del dottor Mario Guida, insomma facevo delle grosse... Saluto Diego con affetto. Altrettanto io, Diego mi ha insegnato l'ABC del commercio. E niente, poi un giorno mi scoprì proprio Diego, perché io cantavo nei locali, facevo la doppia vita, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quindi finivo, la sera tornavo dalla libreria, facevo una doccia e andavo a cantare nei locali. E una sera in un locale alle 2 di notte chi capita? Diego Guida, e disse ma tu domani mattina alle 7 devi stare in libreria, come fai a stare qui alle 2 di notte? Scoprì questa doppia vita, mi diede un out, disse o la libreria o la musica. Mo parliamo di mia mamma, una persona a cui, ecco, la mia musa, a quella sono legatissimo, perché quando andai a casa dissi mamma io mi licenzio, lascio il posto fisso. Tutti i parenti mi avrebbero rimasto pazzo. Mia madre disse segui il tuo cuore. E quella parola di mamma mi ha cambiato la vita. Io andavo alla libreria e dissi no, preferisco fare il cantante. Una delle cose più particolari di Tony è che Tony potrebbe disegnare la mappa geografica della Campania, perché credo che non ci saranno un paio di comuni dove non sei andato a suonare. No, niente. 551 li ho contati. Io poi penso che avevo a casa mia
da inizio carriera ho sempre avuto la mappa, quella là vera della Campania, sulla parete, e là si mette le bandierine. Puntare dove era A un andato? certo punto l'ho completata, mettevo le bandierine rosse, poi ne ho comprate, ho fatto 551 comuni, poi ho comprato bandierine verdi per la seconda passata, perché ci sono posti in cui ho cantato anche 3 volte, quindi E togliamo Napoli, qual è il posto dove hai cantato più volte? in provincia di Benevento. Benevento mi ha voluto, ma anche di Irpinia mi ha venuto un bene pazzesco. Però sì, credo c'è un posto che si chiama Strangolagalli, non lo conosce nessuno, sta in provincia di vicino Capua, provincia di Caserta. Strangolagalli hanno fatto la festa in piazza e mi hanno chiamato per 5 anni di seguito. Che io gli dicevo agli organizzatori: guardate che faccio lo stesso spettacolo dell'anno scorso, no, ci piace. Quindi non credo sia capitato a nessun artista di cantare 5 anni di seguito nello stesso posto. Invece la piazza, il posto più strano dove ti sei trovato a suonare? Ma quando si fa sto lavoro on the road si finisce anche con il satellitare, ti manda in un fiume. Una volta stavo affondando, sono capitato su montagne sperdutissime, pizzi di montagna. C'è un posto che si chiama Bisaccia, Bisaccia è altissimo, per arrivarci è qualcosa, poi sta sulla cresta di una montagna. Una volta mi dissero che d'inverno restavano isolati là sopra. Un altro posto è stato Sessaurunca, che ci cantai a Capodanno. A Sessaurunca i ragazzi mi dissero: Tony, meno male che sei venuto qua ci annoiamo, insomma, d'inverno, sai, ci sono dei posti dove quando arrivi porti un attimo, io l'ho detto nel libro, insomma, Vasco non ci va, Ligabue non ci va, ci vado io. Ci sono dei posti dove... E noi la prossima volta ci portiamo pure Vasco e Ligabue. Però è importante questa geografia canora di Tony Tammaro, perché noi siamo troppo spesso convinti che la Campania, ma potrebbe valere per l'Italia, sia fatta da Napoli, sia fatta dalle metropoli. C'è una Campania interna, c'è quella delle coste, c'è quella delle campagne, c'è quella delle montagne, e come sempre Mandela ce l'ha insegnato: un uomo, un voto. Che uno viva nell'attico di Posillipo, oppure a Casa Pesenno, oppure a Vairano Scala, o in altri di quei comuni dove Tony ha portato la sua chitarra e la sua ironia. Fra l'altro tu giri con la chitarra, ossia sei anche comodo, o c'hai una band? Io ho una band per le grandi occasioni, cioè quando mi esibisco, ultimamente ho fatto il Palaparteno, ho cantato a Piazza Plebiscito, grande onore per me esibirmi dove si era esibito Vito Daniele, e lì c'ho la band, chiaramente devo fare bella figura, però ci sono dei posti dove per questioni di budget da parte degli organizzatori, o anche per praticità mia, non mi muovo col tir, mi muovo con una macchina, suono la chitarra mi ha salvato in tante occasioni in cui non c'era proprio il budget per mettersi la band. Senti Tony, e poi di tutti questi personaggi che tu hai cantato, no? L'ispirazione, per esempio, più di 80 personaggi tu hai inventato. Sì, e vabbè, c'è Al Capone, quello che ruba nei supermercati, c'è l'uomo del 3 rode, quello là che passa un guaio, insomma, e la gente gli frega i cocomani anziché soccorrerlo. E poi c'è stata una persona molto importante nella mia vita, che è la signora Tammaro, che essendo lei plurilaureata e io invece, diciamo, ufficialmente Tamarro, le dedicai una canzone che si chiama Se potrei avere te fosse il massimo per me, cioè è una canzone, ecco, quella è una canzone d'amore, la canzone d'amore di L'hai scritta una canzone di un ignorante verso una persona acculturata. E allora io chiederei un cambio di postazione. Salutiamo Milena e la ringraziamo di questa versione multilinguistica di Abbracciami. La canzone napoletana va riportata nel mondo, no? Quando Bono sceglie Torna a Sorrento, lo fa in napoletano perché il papà, che era un tenore, la cantava in napoletano, ma quella canzone ha fatto il viaggio del mondo nella versione inglese di Elvis Presley. Quando le canzoni sono belle, poi sì, si possono tradire i testi, si può fare qualcosa, però alla fine i tuoi amatissimi Pink Floyd, quanti li capiscono in inglese e quanti li capirebbero se li traducessimo in napoletano? Sai, una cosa è il testo, una cosa è la musica. Noi abbiamo questa vena melodica e neomelodica qui nella nostra città, che ci permette ecco, la musica che ho ascoltato adesso, quella di Sannino, non so chi sia l'autore, Federico, dimmelo tu. Sannino Spenillo. Ah, quindi l'ha scritta Andrea. È qualcosa di incredibile, una melodia bellissima, ma le armonie soprattutto, gli accordi sono speciali. E infatti lei fa una roba interessante. A me è successo anche con una canzone di Pino Mauro cantata da Mbarka Bentaleb. Sembrano francesi, sembrano improvvisamente francesi, perché nella canzone napoletana tutto si tiene. Napoli è Bagasci, città Bagascia, la sua canzone è molto di più, non se ne tiene 6, se ne è tenuti milioni, di
invasori o dominatori americani, francesi, angioini, borboni, barboni, piemontesi, birboni, soprattutto birboni, e alla fine qualcosa da loro ha preso. Il boogie, perché tu dici melodica, sì, ma anche ritmica per fortuna, no? E quindi in quella canzone è una roba un po' strana, perché la canta in napoletano, poi è come una donna che prende, si spoglia e si riveste in un'altra maniera, perché se la canta in inglese sembra venire da quel mondo, se la canta in francese sembra venire da quel mondo, quando la canta in spagnolo oppure c'ha la sua latinità, ma latini siamo tutti, insomma, grazie e abbracciaci ancora. Grazie mille. Allora Tony, prima abbiamo raccontato il fatto che tu hai girato tutti e 551 comuni della nostra regione. Qual è il ricordo più bello? Ma ricordi belli, vabbè, c'è stato un ricordo molto particolare. Un ragazzo che aveva avuto un incidente col motorino, mi trovavo in una festa di piazza e la madre mi disse: guarda, mio figlio è ricoverato a Bologna, è in coma. Dice, però gli amici suoi gli hanno portato le cuffiette e gli hanno messo un 3 rode perché era un fan mio, e dice che lui durante il coma ha mosso le labbra, insomma si è quasi risvegliato perché aveva ascoltato sta canzone del 3 rode che gli ricordava quando stava bene, insomma proprio ha avuto dei movimenti, e la madre mi ha commosso raccontandomi questa cosa. Bellissima, allora ce la fa ascoltare o 3 rode? O 3 rode, yes. Porto 3 rode, io guido la Pecar. O 3 rode la piaggia, la Pecar della piaggia. Ma scende quanta mattina, mi alzo alle 4 del mattino. E cocca poco pure le 4:10. A volte dormo un po' in più, ma la prendo comoda. E poi vado al mercato, e mi carico l'una e faccio il carico di cocomeri. L'altro giorno a Casoria, l'altro ieri a Casoria vicino Napoli, si è schiattata una rotta, ho forato un pneumatico, perché la strada fa schifo, perché il fondo stradale non è dei migliori, e si è bucato 3 rode e si è ribaltato la Pecar, e sono caduti tutti i mulini, sono caduti tutti i cocomeri e mi sono cagato sotto. Io ho avuto molta paura, e tutte le macchine che passavano e tutte le auto che transitavano per Casoria avevano a fermare coppi mulini, finivano sui miei cocomeri, e nessuno si fermava a me che mi aveva successo, e nessuno mi soccorreva. E coccarusa futteva dei mulini e qualcuno se ne approfittava. E a Luca aveva tirato per fare in 2-3 rode, io gridavo aiuto, e la gente si metteva nei mulini di bagagliare le macchine e se ne fuggivano. Yeah! I porto 3 rode, io porto 3 rode, i porto 3 rode, io porto 3 rode, io porto 3 rode, io porto 3 rode, io portavo 3 rode, io guidavo la Pecar, e mo porti stambello, e ora sono bloccato in ospedale con le grucce. Ma sa che appacchio sa fortuna dei mulini, se trovo l'autore del furto dei miei cocomeri, ma faccio una rete pure i scorzi e cemento, mi faccio restituire le bucce e i semi. La gente fa tante signore, la gente crede di essere per bene, e poi sono forte nei mulini. Qui il napoletano non è proprio napoletano, qua cerchi un altro dialetto, Io in realtà spaccio per puteolano, per puzzulano questo modo di parlare puzzoiazzi, ma in realtà Tony Tammaro aveva la nonna di Torre Annunziata, quindi a me non è puzzolano ma è di Torre Annunziata. Sono cresciuto sul Lido Azzurro, lo chiamiamo noi, Lido Azzurro di Torre Annunziata, e quindi da bambino ho imparato a parlare il torrese. Senti Tony, ma è vero questa cosa, tra l'altro, che si dice che tu l'ispirazione delle canzoni, cioè tu dici stasera
scrivo una canzone. Invece gli altri artisti dici no, poi io stavo lì, mi è venuta l'ispirazione, ho visto quella scena, mi è capitata quella storia. Invece tu proprio ti concentri, dici no, stasera scrivo una canzone. No, ma io guarda, non credo tanto in questo lato poetico, arriva la musa, mi porta la canzone, io la provo con la musa, la chiamo proprio, vi faccio musa, vieni un attimo qua che stasera abbiamo da lavorare. In genere nasce ascoltando una canzone o guardando un film, non c'è bisogno di stare a tutti i costi per strada, di stare con la gente, ma a volte basta anche guardare qualcosa in televisione e soprattutto ascoltando musica. In realtà la musica non la inventiamo noi, ci rifacciamo sempre a qualcuno che c'era prima di noi. Se faccio un giro di do comunque c'è stato qualcuno che l'ha fatto prima di me. Ascolto musica e escono fuori delle buone cose. Per me questo è un lavoro, quindi c'ha poco di bohemian, poco di poetico. Durante la pandemia stavi registrando un disco che non hai fatto uscire, per esempio. Sì, questa è una cosa gravissima, perché niente, ecco, io dico a tutti quelli che fanno i cantautori durante le pandemie, state a casa, guardatevi, non scrivete canzoni, perché avevo scritto, sai, nella solitudine totale, stai a casa tu solo, proprio barricato dentro, inizio a scrivere dice vabbè, non c'ho niente da fare, mi metto a scrivere le canzoni, ma là sono arrivate delle muse strane, quindi erano canzoni che mi facevano sbelicare dalle risate mentre le facevo. Quando le ascoltate post pandemia ho detto Maronna, fanno piangere, quindi ho dovuto buttare un intero lavoro discografico. Senti, ma quando scrivi una canzone nuova c'è qualcuno con cui la testi? Vedi Federico, questa è una nota dolente, perché quando ero ragazzo io le canzoni le testavo nei localini, allora andavo nel localino di 40-50 posti e vedevo effettivamente la gente ridere. Oggi questo non lo puoi fare più, perché se vai nel localino stanno col registratore, cioè, la fanno uscire prima del tempo in ogni caso, e quindi le devo testare. Ho dei gruppi di ascolto, invito degli amici a casa, poi siccome abbraccio tutte le fasce d'età, allora invito il gruppo dei Vicchiarelli che le faccio ascoltare, poi invito dei giovanissimi amici dei miei figli che li faccio ascoltare, persone colte, persone meno colte, e faccio una media. Però sai, le butti sul mercato le canzoni senza averle testate come facevo un tempo cantandole nei locali. Qual è la canzone che preferiscono i tuoi figli? I miei figli, sai che ai miei figli non gliene frega niente di Tony Tammaro, no? Loro si approfittano di me come padre, loro mi adorano come padre, perché io gli procuro i biglietti a gratis per andare a vedere i concerti degli altri. E fai come il figlio di Giorgia che ha detto mamma io spero che vinca Lazza, e la mamma ha detto grazie di tutto. No, ma è così, io ho un figlio che ascolta trap, l'altra figlia mia ascolta musica indie, quindi a loro davvero non interessa. Ho detto ragazzi, sto al Comic Con, è una cosa adatta alla vostra età. Sì papà, noi ci veniamo al Comic Con, ma non per vedere te. Ingrati. Affettuosissimi proprio. Ancora un brano a tua scelta. E a mia scelta, se ne abbiamo uno soltanto, facciamo quello storico, quello dedicato a Patrizia, la regina di Belomizia. Patrizia, Patrizia, eri la reginetta di tutta Baia Domizia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia, eri una tipa splendida in mezzo agli ombrelloni, stringevi nella mano la tua frittata di maccheroni. Patrizia, 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 e per conquistarti facevo buffoncil, per essere notato facevi tu fancufanil, e intanto sulla spiaggia da sotto all'ombrellone, per dentro a quella radio si cantava questa canzone. Patrizia, 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 facciamo un giro in Vespa dentro la pinettina, se vuoi ti aspetto pure mentre finisci la frittatina. Tu mi guardavi la guida, dicevi sei uno sciocco, ci vengo sulla Vespa,
ma se mi accatti la fella di cocco, Patrizia, oh 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 oh, oh oh oh, Patrizia, oh 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 oh, oh oh oh, Patrizia. Cambiamo bruscamente, se volete, anche atmosfera. A Napoli c'è una generazione di nuovi cantautori, da sempre si cerca il nuovo Pino Daniele, il nuovo Edoardo Bennato. Per fortuna nessuno di loro è il nuovo Pino Daniele o il nuovo Edoardo Bennato, ma sono tutti quanti una realtà differente. Tra queste, nelle puntate scorse abbiamo visto Roberto Colella, abbiamo visto Dario Sansone. Una delle realtà più interessanti è sicuramente quella di Newt. Claudio Domestico, classe 1981, o sbaglio? Esatto. È così? Classe 1981. Claudio è uno stranissimo scherzo, un cortocircuito, perché prova a tenere insieme dei mondi che solo apparentemente non stanno bene insieme, poi nella sua voce e sulle corde della sua chitarra sembrano quasi destinate a incontrarsi. C'è la tradizione di Roberto Murolo, c'è un folk singer come Nick Drake, per dirne uno, ma potrei dire il John Martin di Solid Air, potrei dire tante cose. Insomma, in America lo chiameremmo singer-songwriter, in Italia lo diciamo cantautore, ma con dentro qualcosa di molto molto particolare. Alla ricerca delle canzoni napoletane che negli ultimi tempi sono riuscite a passare, a farsi notare, ce n'è una che lui ha scritto e che ha suonato con Capitan Capitone e i Fratelli della Costa, esatto, sì, ovvero con Daniele Sepe e con la sua ciurma di rancorosi, riottosi musicisti. Daniele Sepe è uno straordinario musicista, agitprop, ultimo comunista con la barca, come dire, Daniele è un maestro della musica che a ogni disco si rinnova, passa da Frank Zappa a Tacito, passa appunto da questa sceneggiata piratesca a cantarsi le canzoni militanti degli anni 70, e soprattutto è un talento anche nell'aggregare. Nel senso che come ha incontrato Newt, come ha incontrato voci e musicisti di ogni età e di ogni generazione, mette insieme compagnie soniche importanti. Adesso ho detto troppe parole, poi facciamo parlare anche Newt. La canzone si chiama L'amore ov'è. Magari fosse tu l'amore vero, in coppa all'acqua che me ne sapere, e vecchia diventasse una creatura, e a pietta scomparisse ogni paura. Se io vera fosse tu l'amore eterno, restasse la primavera pure a piedi. Non s'addormesse l'orso fino a marzo, e la gente non dicesse che so pazzo. Se io vera fosse tu l'amore eterno, restasse la primavera pure a piedi. Non s'addormesse l'orso fino a marzo, e la gente non dicesse che so pazzo. Magari fosse tu l'amore vero, in coppa all'acqua che me ne sapere, e vecchia diventasse una creatura, e a pietta scomparisse ogni paura. Se io vera fosse tu l'amore eterno, restasse la primavera pure a piedi.
Non s'addormesse l'orso fino a marzo e a gente non dicesse caso pazzo. Con Newt portiamo in giro uno spettacolo tratto, ispirato a Passione, il film di John Turturro, e quando lui arriva con questa canzone è proprio un piccolo miracolo, perché lui arriva, rompe, come stiamo facendo stasera, l'atmosfera e ti proietta dentro questo che non so che sì, è una ballad, è un brano da Paul Singer, è davvero ti viene in mente il Northern Sky di Nick Drake, eppure però è chiaro che stiamo invece forse a Capodimonte, non so dove siamo, no? Perché come inizi a fare musica, Claudio? Come succede che decidi che questa è la tua vita? Ho iniziato a scrivere canzoni da quando mio fratello mi insegnò i primi accordi di chitarra, avevo 13 anni, 14 anni, e subito ho trovato questo linguaggio che mi ha aperto un mondo, perché riuscivo ad esprimere cose che mi sarebbero restate dentro. Poi è diventata una passione per il fatto che ho iniziato a formare le prime band, era all'epoca del grunge, quindi ho comprato una chitarra elettrica, volevo urlare come un pazzo ma non ce la facevo. E ho coltivato questo sogno, questa passione per un po' di anni, e dopo il diploma mi si prospettava un futuro abbastanza complicato, perché comunque sono cresciuto in una realtà complicata come Arzano, dove se non volevi fare un percorso universitario era cercare di trovare il posto fisso attraverso conoscenze, perché era tutto ancora così col clientelismo eccetera eccetera, e quindi si prospettavano un futuro che non mi interessava tanto, e questa cosa mi ha spinto ad investire tantissimo in questa passione che era uno sfizio all'inizio, solo che dato che avevo accumulato canzoni e esperienze ho deciso di puntare tutto sulla musica, facendo anche altri lavori per sostenermi per un po' di anni, e intorno ai 30 anni, trasferendomi a Milano, facendo il primo album, sono riuscito a farlo diventare il mio mestiere, senza compromessi, facendo quello che mi piace, evitando di andare a fare il vigile urbano, che era quello che mi voleva far fare mio padre all'epoca, perché uscì il concorso per vigili e io non mi sentivo portato, con tutto il rispetto per i vigili, ma non mi sentivo a finire che facevo succedere qualche incidente, qualcosa di drammatico. Quali sono le canzoni che canti sotto la doccia? In questo periodo canto La bella lavanderina o le canzoni di Bruno Lauzi, perché c'è un figlio di 1 anno e mezzo Gianni Bassotto. Gianni Bassotto, La bella tartaruga, tutto questo repertorio tra Bruno Lauzi, Sergio Endrigo, che sono quello che faccio ascoltare a mio figlio, che va subito in dipendenza per queste canzoni e me le fa sentire 200 volte al giorno, quindi in automatico ho queste melodie per bambini che mi stanno per fare un albero ci vuole un fiore, esatto. ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Repertorio meraviglioso, tra l'altro. Straordinario. Gianni Rodari. Le canzoni di Newt, come quelle di un altro cantautore che è Alessio Arena, si mettono nella scena napoletana a loro modo in maniera molto originale, perché il linguaggio, il dialetto è quello della canzone napoletana, il suono arriva da altri continenti. L'abbiamo sentito in questa canzone. Alessio ha proprio una stagione tropicalista, arriva da Cuba, dalla Nuova Trova, dalla Spagna in cui vive. È facile o difficile? Se affari napoletani costa, diceva qualcuno, no? Noi stiamo ritornando alla retorica dei Pulcinella, dei Lazzaroni, il successo, un po' lo scudetto, un po' i turisti, ci ha data la testa, nel senso che abbiamo ricominciato a venderci. È facile fare lo Newt? E poi perché Newt in tutto questo? È il nome della band con la quale ho iniziato, che è nato così per gioco e non significa niente. Per me è facile, perché diciamo che sotto questo marchio ho iniziato a raccogliere quelle canzoni che dal primo momento erano quelle più intime, quelle che mi vergognavo di far sentire pure a chi suonava con me. Da una canzone in poi si è sdoganata questa cosa, e mi sono reso conto che l'emozione che si creava in chi ascoltava questo pezzo era la cosa più bella, le mie fragilità erano le cose più belle da condividere, e quindi ho continuato a scrivere, a
mettere sulla piazza il mio lato sensibile, anche se poi ho anche altri tanti lati e tante facce che mi diverto a buttare fuori in altri progetti paralleli, però diciamo che è una cosa che è molto naturale, nella quale appunto cerco di fondere il mio essere napoletano con le mie passioni da ascoltatore, come dicevi Nick Drake o Elliott Smith o il blues del delta del Mississippi o Forse la musica anche certe africana. cose africane. Sì, il blues del Mali. Il tuo ultimo disco non te ne fa, giusto? C'ha anche un'etichetta particolare, nel senso che non è proprio napoletanissima la genesi di questo disco. No, l'etichetta è francese, si chiama Beating Drum, è l'etichetta di Piers Faccini, col quale già ho collaborato per il mio secondo album che abbiamo registrato nel 2008. Lui all'epoca però non aveva ancora questa struttura, che è nata dopo qualche anno, e mi ha invitato ad entrare in famiglia. Ed è entrato proprio in famiglia perché poi si è sposato mia sorella, quindi siamo diventati parenti. Questo non lo sapevo. Sì. E niente, quindi Canta Napoli, Napoli matrimoniale, avrebbe detto. Esatto, quindi è un album che ci abbiamo messo 9 anni per realizzare, perché avevo dei pezzi in italiano che avevo inviato a lui che piacevano molto. Poi è iniziata la mia collaborazione con Alessio Sollo, che è l'autore anche di L'Amore Vero, ed è nata questa collaborazione che poi mi sono reso conto involontariamente abbiamo un po' ripreso quell'approccio di inizio Novecento, in cui c'era un compositore, un poeta che scrivevano i classici della canzone napoletana, uno si occupava solo dei versi e un altro solo delle musiche. Quello stavo per dirti, ossia il vostro tandem ricorda tanto, per arrivare un po' più agli anni nostri, quello Salvatore Palomba, Sergio Bruni, ossia e anche quello è una maniera per sottolineare come esista un'altra strada di fare musica. Sì, ci sono quelli che fanno i TikTok, gli streaming, devono contarseli e tutto, loro fanno le canzoni, poi le canzoni viaggiano a volte in una colonna sonora, a volte viaggiano con altri, metti Daniele Sepe, a volte fra l'altro Newt è anche l'esempio della volontà di incontro. Se, come diceva qualcuno, l'amicizia è l'arte dell'incontro, la musica è l'arte dell'incontro, 2 volte, e Newt ha unito la sua voce, la sua chitarra a tante avventure e a tanti colleghi, ogni volta rubando qualcosa e cedendo qualcosa. Da quel disco cosa ci fai ascoltare? Vi faccio sentire la traccia che apre l'album, che è sempre una poesia di Alessio, si chiama Io, ed è una dichiarazione dei propri sentimenti, con la consapevolezza che questi sentimenti non sono corrisposti, con la fierezza di essere innamorato anche quando non si è corrisposto. E la melodia è nata rallentando tantissimo la famosa tarantella, l'ho rallentata tantissimo, è nato questo piccolo blues gospel. Io te l'ho confessato che st'amore come un peccatore annanzi a Dio. Sto fuoco di Sant'Antonio in coppa che ora fatto piglia per i suoni miei. Sto fuoco di Sant'Antonio in coppa che ora fatto piglia per i suoni miei. Io sapessi come dolce sto dormendo, non mi abbandono manco quando dormo, e voto pare che sopporto vento, ma una putata rocchia e chi le torna. E voto pare che sopporto vento, ma una putata rocchia e chi le torna. Non lo potevo chiudere né una scusa, come se fosse un peccato e morto. Rindo una stanzolella sempre chiusa, a cava c'è la già sfonnata a porta. Ma se non va bene non fa niente, a chi sto Mario lascio da corpo, pure se me ne cacci so contento. O vuole bene non è mai una colpa, ma se non va bene non fa niente, a chi sto Mario lascio da corpo, pure se me ne cacci so contento. O vuole bene non è mai una colpa. Io
complimenti anche per il testo, sai, mi è saltato subito, diciamo, quando ho sentito Fuochi Sant'Antonio in Coppo Cuore, per me che mi occupo di sanità, il 90% diciamo della mia professione giornalistica, ho detto questo testo come è profondo. Ho guardato Federico, perché poi Fuochi Sant'Antonio in Italia è l'herpes, ma a Napoli, la nostra regione, è un Fuochi Sant'Antonio, per far capire proprio come ti bruciava il cuore. Esatto, no, ma questo è il talento di Alessio Solo, di cui non mi piace non prendermi mai i meriti, perché all'autore, complimenti all'autore. Alessio è bravo, è una pena, e Newt è un pezzo importante della canzone newpolitana. Io ho visto Tony come ti ascoltava con attenzione e come ascoltava prima Milena. C'è tanta musica a Napoli e di Napoli che dovrebbe riuscire a varcare il Garigliano, perché tu hai scelto di fare 551 comuni, ti sei tolto anche lo sfizio di andare a Milano e vincere 3 San Scemo e quant'altro. Loro hanno la possibilità, forse in questo momento si sta aprendo una strada, perché la lingua non ha più peso. Prima pesava la lingua per i confini, le cose che scrive e che canta Newt sono delicate, non esistono solo i tormentoni, no? Esiste lo spazio per delle altre cose, e insomma io da tempo scommetto su di lui e su un gruppo di ragazzi che sanno cantarci, ma siccome noi siamo dei pezzi d'Italia, sanno cantare anche gli altri. Grazie Claudio. Grazie a voi. Ora è arrivato il momento di presentare la nostra rubrica, caro Federico, gli indimenticabili dimenticati, il nostro omaggio che ogni settimana facciamo a quei grandi artisti che noi non dimentichiamo, ma molto spesso le istituzioni se ne sono dimenticate. Però questa settimana il video, la rubrica la dedichiamo a Valentina, da tutti conosciuta come Valentina OK. Non ci sono soltanto gli artisti grandi per le canzoni che hanno cantato, per le voci che avevano, anche per le loro storie, ma anche per quello che hanno portato sul palco. Prima di ogni Achille Lauro, prima di ogni Rosa Chemical, prima di qualsiasi elogio della fluidità, dai bassi di Napoli era partito il coraggio della storia di Ciro, anzi di Valentina, ed è una storia un po' strana, una storia imbarazzante, perché quando è morta i manifesti funebri l'hanno ricordata come Ciro, noi invece l'abbiamo conosciuta e vissuta come Valentina. Ok. Da quando la malattia che l'ha portata via il 2 settembre 2014 si era fatta più aggressiva, aveva deciso di non vedere amici e fans. Voleva la ricordassero bella com'era diventata trasformandosi da Ciro adorato in Valentina. Anzi, in Valentina OK, nome d'arte che citava il tormentone neomelodico dell'orgoglio gay a cui doveva la notorietà. Tormentone fluido anti-litteram. Vuoi mettere la sua trasgressione verace e low budget con quella strombazzata dai Rosa Chemical e gli Achille Lauro dei giorni nostri? Patina per bambini che la seguivano in TV al tempo del boom degli anni 90. Pericoloso oggetto del desiderio per gli adulti a cui nel bel mezzo del boom neomelodico si era presentata cantando storie da trance su basi dance, Valentina OK ha rimescolato le carte di un ambiente maschio e maschilista. Il suo falsetto e la sua personalità non potevano passare inosservati. Eugenio Bennato l'aveva portata a teatro con Gli Angeli del Sud, John Turturro a cinema in Passione, Carlo Freccero in TV con Napoli che passione, in cui le avrebbe concesso ben altro spazio se clero e conservatori non avessero polemizzato in maniera preventiva. Leopoldo Mastelloni si è divertito a duettare con lei su disco. Nella sua produzione il trash andava a braccetto con le rivendicazioni dei diritti LGBT, in salsa verace però. OK di Enzo D'Agostino, hit inesorabile tra coretti e svarioni. OK, se tu mi vuoi l'appuntamento vale per le 6, sarei una pazza se non ci verrei. Avevano suggerito a Rosalia Porcaro l'imitazione parodia di Natasha. Ragazzo gay non aveva sfondato nemmeno nel mondo omosessuale, ma aveva fatto scalpore e come nel girone neomelò, in cui trovarono il primo successo Gigi D'Alessio e Franco Ricciardi. Ti faranno piangere, bere le tue lacrime.
tutti quanti contro di te e dovrai combattere con la solitudine, contro il pregiudizio che c'è. Ti sentirai ripetere parole che feriscono e resterai in un angolo, colpito in fondo all'anima, ma tu non lasciarti andare mai. Ehi ragazzo gay, non arrenderti mai. Forza, ce la farai. Sulla copertina dell'album Il ritmo della tua città aveva pubblicato le sue foto da ragazzo e poi da donna, ieri e oggi. Aveva spiegato in didascalia: io ho sentito di essere donna sempre e non l'ho mai nascosto dall'età di 13 anni. Da Giulietta Sacco a Valentino Ok, per motivi diversi, a noi la memoria serve per scommettere sul futuro, lo ripeto, non per essere nostalgici, ma perché quel tormentone, quelle parole sgrammaticate, quel coraggio, io devo dire che ricordo Valentina sul red carpet della mostra di Venezia, si era fatta i capelli scuri e si era messa un tutù di tulle rosso. Voleva camminare, stava entrando in sala per Passione, il film di John Turturro, voleva camminare davanti a tutti. John Turturro le disse: un attimo, ci sta Angela Luce, vedi? E Angela Luce aprì la parata dietro Turturro e tutti quanti gli altri protagonisti del film, come Raiz, mi ricordo se Fiorello Renzalo era con noi. Però la memoria è un'arte importante, Tony. Quando tu dici io mi sono fatto riregistrare il disco di Roberto Murolo, stai dicendo quello. Quando dici ho scritto una canzone e mi è venuta a galla un'altra cosa, perché siamo fatti di memoria, ma per vivere domani, perché se no ci piangiamo addosso. Restiamo al primo amore e non ci godiamo il centesimo. Nelle mie canzoni ci sono addirittura citazioni di Tony Astarita, di Mario Musella. Nelle mie orecchie è passato di tutto, anche perché c'è un'età, insomma. Abbiamo avuto dei grandissimi in questa città, però vedi, io quando vedo loro, i ragazzi come Newt, eccetera, dico, i nostri grandissimi, vabbè, una volta c'era il Festival di Napoli, più o meno avevano un canale per uscire, non dobbiamo crederci. Prima quella ragazza che ha cantato a Milena, io ho detto: Milena, credici, perché qua nessuno ci crede. Io personalmente, vabbè, mi sono ritirato in buon ordine nella provincia del Campana, ma è stata una mia scelta. Ma loro anche come dicevi tu prima, Federico, c'è spazio in questo momento. Oggi da Geolier a Paolillo c'è lo spazio per la canzone napoletana. Prima Pino Daniele non lo passavano in napoletano, o gli Alma Megretta negli anni 90 non li passava neanche il CRC, tanto per essere chiari, è un problema. Ma manco io, per questo mi sono ritirato in provincia dal primo giorno direttamente. E oggi invece il napoletano fa persino figo, o per dirla con un termine che si porta, fa hype. Però è un hype naturale. Chiacchierando con Angelina Mango, la figlia del grande Pino e della grande Laura Valente, mi sono accorto che nelle sue canzoni spunta, che sono in italiano, spunta improvvisamente il napoletano. Lei mi dice: ma sai, io sono nata in quella parte della Lucania che confina con la Campania, ma in realtà il napoletano è la lingua ufficiale della canzone italiana, che è nata così, di mezza Italia, che si riconosce in una lingua molto simile al napoletano, e oggi fa figo nelle sfilate, fa figo nelle fiction, fa figo nelle serie TV, nelle sigle. C'è lo spazio perché ognuno ha la sua maniera, i tormentoni e le cose più raffinate, le canzoni d'amore e quelle di disamore, quelle di rabbia e quelle di strada, facciano il loro percorso. Certo, se avessimo degli spazi in più a Napoli, corriamo il rischio di fare prima il forum a Milano e poi di trovare un posto a Napoli. E poi volevo aggiungere una cosa su Valentina Ok, che mi è piaciuta moltissimo la scheda. Lei non ha pagato tanto il fatto che non cantava che cantava in dialetto napoletano, ma ha pagato, diciamo, la sua transessualità, perché in quegli anni, quando io ricordo per esempio che Costanzo si innamorò di lei, lo stesso Goffredo Fofi, che è un po' quello che ha sdoganato il grande Nino D'Angelo fuori dalla nostra regione. Lei ha pagato quel problema, quella sua transessualità, anche dal punto di vista, anche il clero fermò la sua carriera a livello nazionale. Ma io non so neanche se l'ha fermata, perché poi tutte le censure finiscono per diventare dei boomerang. Sicuramente con Carlo Freccero facemmo 4 puntate sui neomelodici su Rai 2, benissimo. E l'idea era che Valentina potesse essere il filo conduttore, il Virgilio di questa puntata. Era qualche anno fa, e quindi fu
sconsigliata Mamma Rai di fare questo, però il numero di Valentina che facemmo era eccezionale. E poi Valentina era uno strano personaggio, perché la sua trasgressione, la sua fisicità attirava molti maschietti che se lo dicessero meno, però la sua dolcezza le permetteva di parlare ai bambini, per cui sembrava una fatina che andava poi negli ospedali a distribuire i peluche senza malizia. Un personaggio strano, diventato anche una parodia grazie a Rosalia Porcaro, Natascia. Insomma c'è tanta storia, però Tony Tammaro di personaggi così non li ha mai messi in musica. No, non ho mai trattato tematiche scottanti. Mi sono sempre autocensurato, perché c'è un politicamente corretto che incombe soprattutto negli ultimi tempi. Oggi è difficile scrivere una canzone. Sai che la canzone umoristica nella macchietta, nella macchietta si prende di mira anche il gay, insomma, cioè ci sono macchiette. Infatti oggi non te la farebbero fare neanche Patrizia. Ma oggi perché... non potrei cantare neanche Patrizia, ma ce ne sono tante mie. C'è una canzone mia che si chiama Chiatta e parla di una ragazza oversize, e oggi non la puoi cantare perché quella è, come si chiama, body shaming, quindi ti devi autocensurare. Qual è la tua canzone più politicamente scorretta? C'è una che si chiama Bottana, l'ho citata prima. C'è uno che è una donna che dice tu stai insieme a altri sei, insomma, che sei? È sempre quello. Poi in quegli anni tu c'eri, si misero non era uno dei sei, non la conosco questa. Si misero di traverso, come si suol dire, non solo il clero ma anche la politica di quegli anni. Ma sì, io però non la farei così. La canzone vince, no? Sì. Nel senso ma lei che ha vinto. La canzone vince, ha vinto. Meglio una bottana oggi che un politico domani, ti piace? Sì. Potrebbe essere un buon slogan. Invece mi stavo pensando a Valentina Occhè, stavo pensando a tutto quello che passò Umberto Bindi, insomma, esatto. Tanti anni prima di lei. Ossia, Umberto è uno dei grandissimi cantautori italiani, con un senso sinfonico strepitoso. E la sua omosessualità, ma d'altronde ci sono tanti artisti che ancora non dichiarano la loro omosessualità, non sono chiaramente costretti, ma quando l'ha fatto Tiziano Ferro ha dato una bella botta a un mondo di ipocrisie, e non ha perso un'oncia di successo o di credibilità. Ma comunque torniamo a Tony. Con quale canzone potremmo finire? Ne faccio una proprio scorrettissima. Poi una scorretta di brutto, la parodia di Teorema di Marco Ferradini e di Herbert Pagani. Assolutamente. E allora introduciamola perché funziona. Herbert Pagani è un altro strepitoso autore, traduttore, tra l'altro ha scritto anche con Eugenio Bennato dalle parti nostre Cin Cin con gli occhiali, mi pare l'avesse scritta. Marco Ferradini ha scritto con lui questa strana canzone, maschilista o meno, sceglietelo voi, perché insomma prendi una donna, trattala male, poi sì, alla fine finisce a tarallucci e vino, però il rischio, e mo ci vuole in tempi politicamente corretto, è che a trattare male le donne siano già in tanti e che non ci sia un bisogno. Se chiudiamo con la musica, però la domanda di rito te la devo fare. Qual è il sogno nel cassetto di Tony Tammaro? Ma il sogno nel cassetto è di... Vedi, io faccio esercizi, proprio vado a correre la mattina perché voglio vivere a lungo, perché voglio vedere la mia Napoli finalmente decamorrizzata, voglio vedere la mia città libera da tante cose brutte. Quindi è un sogno altruista. No, è anche egoistico. È anche egoistico, perché me lo sogno pure io, che scudetto. Ma vedi Federico, abbiamo più o meno, siamo più o meno coetanei, ci stiamo levando belle soddisfazioni in questi anni. Io me la sto godendo adesso, ma negli anni '80 c'era poco da godersela questa città. Oggi vedo gli artisti napoletani in classifica, vedo i turisti per strada, e quando mai avevo visto i turisti per strada io da bambino? È un buon momento per la città. Però voglio cambiare altri 40-50 anni per vedere, perché si andrà sempre, io sono un ottimista di fondo, si andrà sempre a migliorare. Io mo la dico grossa. Allora, c'è presente la penisola italiana? No, quella è lunga così, è fatta. Poi al centro c'è Roma, fai così, metti uno spillo dove c'è Roma e gira sotto sopra. E mi sa che Napoli adesso sta facendo sto giro, sta diventando la metropoli. Lo scudetto ci sta facendo diventare ottimisti. Ci siamo gasati. E allora chiudiamo con questa parodia, e anche questa è una delle antiche arti
della canzone napoletana, che di parodie ha vissuto come il teatro napoletano. Fece la barca torno La barca torno sola, ma pensate semplicemente al famoso processo che mise in contrapposizione D'Annunzio con il grande Scarpetta, proprio per una parodia. Tony Tammaro, Uberalles. Prendi una donna, trattala male, mandala ogni tanto all'ospedale. Non calcolarla e quando ti tocca, ralla quattro capisce bocca. Fai capire che sei un animale, fai sentire che il più forte sei te. Qualche volta tu le rompere molle, con questi sistemi tu impara a campare. E allora sì vedrai che ti amerà, perché alla donna le piace a buscare. E allora sì vedrai che capirà che senza pacchera non può campare. Prendi una donna, trattala bene, mandala in vacanza a Fregene. Falle il visone e pure il diamante, lascia che si tenga un amante. Falle fare la signora col cano, falle pure la Villa Positano. Le canta pure una bella Toyota, la donna alla molta tua moglie va fa. E allora sì vedrai ti lascerà, i cazzettielli ne può più lava. E allora sì che resta sola, perché tua moglie ti manna a fanculo. No caro amico, il discorso non coglie, io busco tutte i giorni a mia moglie. Che la mi fatta, mi fu strascina, mi rega vicina. Io cercavo la donna perfetta, ma mia moglie mi comanda a bacchetta. Certi botte lava pure per terra, succede una guerra, se non voglio stirare. In quest'amore non c'è dignità, come una femmina e l'uomo si sta. E mi ricordi parole mamma, tu manacchilla fai a fine papà. È grandioso questo finale, tu manacchiello fai a fine papà. È proprio la chiusura, l'ironia che disarma sì, qualsiasi disarmante sospetto di violenza, e una maniera per chiudere alla grande la puntata dedicata a Tony Tammaro. Grazie a voi per avermi invitato per una puntata monografica su Tony Tammaro, è stato bellissimo essere con voi, mi è piaciuta tantissimo la scheda iniziale. Commosso. Grazie a Tony Tammaro per essere stato con noi, per averci regalato 90 minuti bellissimi qui a Ricanta Napoli, dove la canzone napoletana non ha mai smesso di cantare. Grazie a Federico Vacalebre. Grazie a Umberto, grazie alla regia, a Newt, a Milena Setola e sempre a quel numero 3. Ci vediamo presto, la prossima settimana.